Io non parlerò del tema specifico, che è il tema di questa giornata, che sono le morti bianche, perché lo faranno sicuramente molto più esaurientemente di me chi parlerà dopo. Voglio stare su quelle che sono le tematiche del nostro mondo, del mondo agricolo. Questi anni sono anni di trasformazione e l'agricoltura è fra le attività che più ne risentono. Basti pensare alla globalizzazione e al fatto che si sa tutto dell'intero mondo, o così sembra, perché di fatto tutte quelle tecnologie che ci fanno sembrare vicini in ogni parte del mondo di fatto non riescono ancora a dare risposte alle esigenze quotidiane di vita. Nel settore dell'agricoltura sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà nell'evolversi in questi anni e dire che bisognava produrre di meno. È bastato che qualcuno cominciasse ad usare le produzioni agricole per produzione di biomassa per scoprire che non c'erano più i granai, non c'erano più, diciamo così, gli stoccaggi per far fronte alle necessità del mondo. E abbiamo scoperto che le poche euro al quintale che questo ultimo anno, dopo un decennio di stagnazione dei prezzi, abbiamo scoperto che, ripeto, qualche euro al quintale in più nei prezzi della produzione si sono trasformati in centinaia di euro in più al consumo. Dovete spiegarmi perché 10-11 euro sono diventati 15 per quanto riguarda il produttore, e però sono diventati molti di più per quanto costa il pane e tutti i beni di prima necessità che noi tutti andiamo ad acquistare. Chiediamo alle organizzazioni dei consumatori di darci una mano a far sì che una legge proposta dalla nostra organizzazione nazionale, che è tesa a fare trasparente diciamo così, a rendere trasparente il prezzo dal produttore al consumatore, sia sollecitata. Dateci una mano in questo. Noi vogliamo che tutto questo sia una cosa chiara. L'installazione nelle confezioni dei prodotti di un cartellino con il prezzo di partenza del prodotto acquistato, è un cartellino che, oltre a dire da dove proviene il prodotto, ne renda trasparente il percorso e il prezzo. Dobbiamo renderci conto che l'acquisto in azienda, dove possibile, oltre che conveniente, è anche sinonimo di genuinità e freschezza. Non possiamo continuare a consumare qualsiasi prodotto in qualsiasi momento dell'anno. Senza saperlo facciamo del male alle nostre tasche e all'ambiente. Non si può acquistare un chilogrammo di uva che arriva in questa stagione dall'America Latina, non perché non sia buona, ma perché per arrivare sulle nostre tavole deve fare 10.000 chilometri, per cui pensate anche alle conseguenze ambientali che questo ha. Chiediamo alla politica di togliere le sovrapposizioni burocratiche. Ogni volta che negli ultimi anni, in nome di una fantomatica devolution, si è creato a livello locale un nuovo compito, questo è diventato un passaggio burocratico in più. Per farvi un esempio, prima avevamo le strade statali, comunali e provinciali, adesso abbiamo anche le strade regionali. Voi non vi rendete conto, quando un trattore che deve circolare deve fare i permessi per avere da tutti questi enti un permesso, e questo costa in macchie da bollo e costa in burocrazia. Le nostre aziende vogliono essere aperte e trasparenti, vogliamo crescere assieme alla collettività per far sì che la qualità dei prodotti sia un bene di tutti. L'ambiente che noi curiamo continua a migliorare, le decisioni che riguardano le modifiche del territorio ci vedano coinvolti. Sono convinto che il progresso abbia dei prezzi da pagare, ma che queste decisioni siano condivise lo chiediamo, perché siamo cittadini come tutti e perché sulla terra ci lavoriamo, è il nostro mezzo di lavoro. L'anno scorso abbiamo presentato ai comuni della zona un progetto vita, un progetto teso a valorizzare e a certificare su basi europee il territorio della Bassa. Questo per far sì che le scelte fatte sul territorio siano condivise. Notiamo tutti che per troppi anni ogni comune è andato per conto suo, senza volerlo forse, però ci siamo trovati ad avere una zona industriale in ogni comune, una zona artigianale in ogni comune, una discarica, quella però nel territorio del comune vicino.
e potrei continuare. In quest'ultimo anno abbiamo ottenuto i famosi voucher, molti di voi ne avranno sentito parlare. Il voucher è un ticket che dovrebbe santificare il passaggio di chi può andare a vendemmiare o raccogliere frutta nelle nostre aziende, semplificando l'iter burocratico. Credetemi, non è ancora abbastanza. Noi non siamo per non riconoscere il lavoro delle persone, siamo però, ripeto, per semplificare. Poi vado veloce, questa è un po' una protesta, siccome adesso va di moda togliere l'ICI sulla prima casa, noi vorremmo che l'ICI fosse tolto anche sui terreni, che sono il nostro strumento di lavoro. Sono stato chiamato in causa come organizzazione per quanto riguarda la mancanza dei trattori. Io per brevità vi leggo quello che abbiamo deciso come organizzazione e quello che credo sia una cosa importante e riflessiva. Nelle ultime manifestazioni del 1° maggio è andato via via crescendo al nostro interno la domanda su come agire per fare di questa festa la festa di tutti. Quelli che credono nel lavoro come momento importante ed essenziale per il miglioramento delle condizioni di vita delle nostre genti e della società in genere. Da sempre la nostra organizzazione ha aderito alla manifestazione del 1° maggio a Cervignano con la sua presenza numerosa, vivace e colorata. Sono sotto gli occhi di tutti però atteggiamenti e divaricazioni alla quale la nostra festa nelle ultime edizioni è stata sottoposta. All'assemblea di zona, tenutasi quel di Terzo d'Aquileia l'11 marzo del 2008, è emersa chiara la voglia di portare il nostro contributo, anche critico, affinché questa sia una manifestazione gioiosa, di popolo e di proposta, seppur nelle diversità a cui ci costringe la moderna società. In tanti ricordiamo feste del lavoro che sono state anche momento di riflessione per tutti. Basti pensare alle giornate seguenti al disastro di Chernobyl e l'analisi che seguì sull'utilizzo del nucleare nel nostro Paese. Che questa giornata sia usata per fini diversi da quelli che sono la condivisione, la fratellanza e l'espressione democratica delle opinioni ci ferisce. In quella riunione è uscita in maniera chiara la volontà di dare un messaggio a tutti, che questa iniziativa va discussa e ricomposta, per cui l'esecutivo di zona ha inteso ratificare quanto detto nell'affollata assemblea di Terzo d'Aquileia e per quest'anno limitare la nostra presenza all'adesione come organizzazione e alla partecipazione personale e quindi lasciare i trattori a casa. Sperando che questo generi una discussione non solo sul 1° maggio, ma un chiarimento anche sui rapporti tra le varie sigle che il mondo del lavoro rappresentano. Auguri, buon 1° maggio e arrivederci l'anno prossimo. Grazie.